Sindaco, al via la nuova edizione dei Teatri di Pietra, questa sera Reclea Minoa, un appuntamento ormai da definire importante e storico per la vostra comunità. Sì, è un appuntamento fondamentale per la nostra comunità, anche per valorizzare la zona archeologica della Reclea Minua. Quest'inverno già abbiamo presentato un progetto sul parco, sul Teatro Greco. Sono stati eventi importanti, ora si aspetta il finanziamento, quindi per noi i Teatri di Pietra sono il volano, che è l'attrazione per valorizzare un territorio che ha tante risorse. Oggi la prima che si snoderà per tutto il mese di agosto con diversi appuntamenti anche molto interessanti. Sì, sono circa 7 spettacoli, già l'orgoglio personale nella prima serata c'è quasi il pienone, quindi la gente a livello culturale è innamorata di queste tragedie greche e noi siamo soddisfatti di investire su questi punti. Un'estate che si svolge anche presso il centro storico della vostra cattolica. Sì, abbiamo un bel programma d'estate cattolicense, la soddisfazione è vedere le piazze piene. Ad esempio questa sera si finisce qua verso le 10:30, alle 11 inizia un'altra serata nelle piazze. Le piazze sono orgoglioso, le vedo tantissime piene, tanti turisti tedeschi, inglesi, ci sono circa ad oggi qualche 300 canadesi, e quindi noi cerchiamo di garantire servizi che il turista che viene rimane nella nostra zona e ritorna di nuovo, si innamora della zona perché c'è divertimento. E da Cleminoa abbiamo visto qualche mese fa è stato presentato il progetto per la nuova realizzazione, la ristrutturazione con nuova copertura. Per il Teatro Greco, sì, qualche Sì, mese fa abbiamo sì. presentato il progetto, sia devo ringraziare il Parco Archeologico, sia l'abbiamo presentato alla Agrigento e al Cattolico della Crea. È qualcosa di importante per il territorio perché è un grosso progetto e se viene finanziato sarà un'attrazione turistica nell'intero territorio agrigentino. Parliamo del ripascimento della costa di Cleminoa. Il ripascimento della corsa siamo fermi, devo iniziare per la stagione estiva, il 1° ottobre, spero che iniziando a ottobre entro l'inverno finiscono i lavori, però avere la soddisfazione quest'anno che c'è tanta affluenza e la gente vede che c'è una spiaggia che bruciano i piedi, mentre prima non c'era la possibilità di andare a mare, e io ancora dico sinceramente non ho avuto possibilità di andare un giorno a mare per dei motivi di lavoro e garantire servizi ai miei concittadini e ai turisti che vengono nel territorio. Però sento parlare e mi dico che qualcosa di diverso, è bello, fantastico e sono orgoglioso che completando i lavori già qualche cosa che noi mettiamo a tassello la fondazione sul territorio. I progetti per la costa sono arrivati, c'erano dei progetti importanti per. Sì, abbiamo tutto il progetto dell'illuminazione, abbiamo comprato i bagni chimici, in questo periodo, il mese di agosto, saranno per garantire più servizi. Ieri abbiamo ottenuto un finanziamento di 100.000 euro di viabilità che aspettiamo naturalmente che finiscono i lavori perché la sabbia viene trasportata via terra. A fine dei lavori cerchiamo di dare un'immagine diversa ai Reclea Minua. Abbiamo lavorato su un piano del recupero e siamo stati un po' danneggiati perché c'è stata una piccola frana e quindi il piano è al genio civile per fare qualche modifica e risolvere il problema della frana. Risolvendo questi cercheremo di garantire servizi, parcheggi e il turista che è innamorato oggi sarà ancora più innamorato.